con Massimo Stefani, candidato sindaco di Miane 24. Per quale motivo ha scelto di candidarsi con una squadra molto giovane, di ragazzi giovani? Sono qui in piazza Brunelli a Cobai, Brunelli benefattore del paese. Ho scelto di candidarmi per senso civico, ma soprattutto perché voglio costruire una classe di nuovi amministratori per Miane, cosa che fino ad oggi non è mai successa, e vorrei essere il primo candidato sindaco ad avere una squadra di under 30 che abbia la voglia davvero di un radicale cambio di passo. Quali sono secondo lei gli obiettivi più importanti del suo programma elettorale? È un programma elettorale ambizioso, non lo nego, sono quasi 2 anni che ci stiamo impegnando per fare in modo che questo programma abbia i fondi, abbia una linea che possiamo seguire e portare a termine, e soprattutto le cose più importanti sono la casa, la famiglia, la scuola, che sono gli elementi fondamentali per fare in modo che il paese possa davvero trasformarsi in maniera radicale. Perché i cittadini di Miane dovrebbero dare il voto a lei e alle persone che fanno parte della lista Miane 24? Perché bisogna volere, fortemente volere, perché non esiste un paese che non creda nei giovani, e perché soprattutto la scelta ricadrebbe diversamente su due facce della stessa medaglia: sul fatto di aver già avuto degli amministratori che sono comunque stati in comune e che credo abbiano già dimostrato nel tempo il loro valore. Oggi finalmente possiamo cambiare ed è giunto il momento di un cambiamento radicale.